Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, prima parte con l'assessore Emanuele Lazzarini, assessore della sanità alla Regione Veneto, nella seconda avremo il sindaco di Padova Sergio Giordani, ovviamente al rientro dalle vacanze sentiremo tutte le novità per quanto riguarda la città padovana. Eravamo rimasti, stavamo parlando della scuola, allora l'altro tema importante sono i trasporti, poi una domanda, visto che parliamo di giovani, i vaccini vanno da 12 anni in su, sotto i 12 anni non è ancora previsto, giusto? No, sotto i 12 anni non c'è, oggi non ci sono gli studi in corso, però diciamo non c'è ancora nessuna autorizzazione da parte degli enti preposti. Ma quelli possono essere dei soggetti, tra virgolette, insomma, pericolosi sotto un aspetto del virus? Ma sicuramente abbiamo visto insomma, che i centri estivi, insomma, abbiamo testato anche quest'estate con i centri estivi, il virus circola anche per quei soggetti là, per i bambini più giovani. La preoccupazione è quella poi, quando loro lo prendono, solitamente sono asintomatici, quindi cioè, sviluppano una malattia, un'infezione molto debole, quindi con pochissimi sintomi. Il problema è se la trasmettono alle persone più adulte, ai nonni, alle persone più anziane che sono malate, quindi è importante che l'altra fascia sia messa in protezione, quindi il fatto che ci siano ancora over 50, over 60, pochi devo dire la verità in Veneto, over 70 che non si sono vaccinati, invece implicherebbe che sarebbe bene che queste persone si vaccinassero. Se poi queste persone non si vaccinano perché hanno delle patologie, allora in quel caso scatta l'esenzione, perché ci sono circa 15.000 in Veneto soggetti che non possono vaccinarsi perché hanno una storia clinica che non permette la vaccinazione, ma quelli sono persone conosciute, per cui noi lo sappiamo, c'è l'esenzione e quindi hanno anche diritto a farsi il tampone ogni 48 ore. Certo, ritornando alla scuola, mancava il passaggio dei trasporti, perché mi sembra che specialmente qui nel Padovano ci sono, e anche nelle altre regioni ci sono più auto, più mezzi. Allora, le linee guida per i trasporti sono quelle che conosciamo, sia la capienza all'80%, per l'area bianca, l'area gialla, insomma questo vige per quanto riguarda il trasporto locale. È chiaro che quell'80% ha fatto sì che noi, insomma, il sistema abbia dovuto aumentare il numero dei mezzi da mettere su strada, quindi ci sono questi numero di mezzi in più, mi sembra siano circa 300 insomma in tutto il Veneto, il numero corretto non me lo ricordo, che permetteranno quindi di andare poi a fare un servizio e quindi a dare un servizio a tutti. È chiaro che il nodo dei trasporti è sempre un nodo molto molto difficile, perché a un certo punto c'è un sistema di rottura per cui anche se volessimo mettere in strada più mezzi non ci sono, come non ci sono fisicamente né i mezzi da mettere in strada né le persone che possono poi, quindi autisti e quant'altro, quindi a un certo punto insomma la situazione non trova una risposta diversa se non quella che oggi c'è. Se stavo guardando attentamente, si è preso una bella patata bollente con questo Covid, così sto pensando, perché nel vedervi ora molto meno, però tutti i giorni con il Presidente, immagino tutte le riunioni, ovviamente con gli addetti ai lavori per questo Covid, sicuramente l'ha impegnato giorno e notte, e non solo fisicamente ma anche mentalmente, presumo sia stata una cosa molto soprattutto quello, perché poi pesante. Il pensiero è un pensiero che corre durante tutte le 24 ore della giornata, no? E quindi perché pensi sempre ho lasciato indietro qualcosa e dobbiamo il piano di sanità pubblica e sì, poi insomma il ruolo e la responsabilità. Però devo dire la verità, noi abbiamo avuto, io ho la fortuna insomma di avere una squadra molto brava di personale qualificato, dirigenziale, insomma abbiamo impostato il lavoro. Come funziona il suo lavoro da assessore alla sanità, Emanuele Lazzarini? Cioè con i dirigenti delle aziende ospedaliere, c'è sempre il Presidente Zaia che segue quella situazione, ma al di là del Covid fate le riunioni per sapere come funzionano? Sì, noi facciamo riunioni continue, io insomma seguo diversi tavoli, quando c'è necessità di riunire i direttori generali li riunisco e quindi affrontiamo il problema contingente, sia quello legato al Covid piuttosto quello legato, non so, alla carenza di medici, alla carenza di infermieri, al fatto che... Com'è la situazione, dato che ha detto lei, carenza medici, carenza... Quello è un dramma, io sono molto preoccupata. Sono molto preoccupata, una delle cose che non mi fa dormire o comunque preoccupare di più
è questa, perché oggi abbiamo una situazione veramente difficilissima, soprattutto nel territorio. Se fino a un anno Ma c'è fa gente che cerca lavoro e fa fatica, qual è parlavamo il sempre problema? che mancava lo specialista, l'anestesista, quello del pronto soccorso, il ginecologo, l'ortopedico, insomma, quindi le figure all'interno degli ospedali. Adesso abbiamo una carenza molto importante per quanto riguarda i medici di famiglia, perché abbiamo medici che stanno andando in pensione ogni anno sempre di più, e quindi abbiamo territori che rischiano di rimanere senza assistiti, 1000, 1500, 700, 800 assistiti che rischiano di rimanere senza un medico di riferimento. Questo. E poi tutto il personale delle professioni sanitarie. Oggi noi abbiamo una carenza di infermieri e di operatori sociosanitari che è molto molto forte. Le case di riposo sono un esempio, non trovano infermieri e noi li stiamo imprestando, mi lascio usare questo termine, cioè noi li assumiamo negli nostri ospedali, facciamo i concorsi, li assumiamo e poi li mandiamo nelle case di riposo a fare servizio. E quindi per recuperare tutto quello che lei mi ha detto, per trovare... Ma allora la programmazione è stata sbagliata a livello nazionale. Dico un dato, noi abbiamo oggi, le nostre università ogni anno riescono a far chiudere il percorso per quanto riguarda gli infermieri, le professioni sanitarie, a 1200 persone tra Padova, Verona e poi c'è anche un po' all'Università di Ferrara per quanto riguarda le scienze infermieristiche. Quest'anno proprio avevamo necessità, siamo riusciti a aumentare di un 25%, quindi arriviamo insomma ai 1500, però il nostro fabbisogno veneto sarebbe di 3000 l'anno, quindi siamo molto lontani. Come a livello nazionale ci sono, ogni anno si sfornano circa 15.000 infermieri, il fabbisogno è oltre i 30.000. E quindi per recuperare questo gap cosa si potrà fare? Ma a recuperare questo gap noi stiamo cercando di ragionare sui modelli organizzativi, perché se è vero che hanno aumentato le borse di studio, ce ne saranno nel PNRR, ce ne sono state negli ultimi provvedimenti, quelli nazionali, insomma quelli anche durante l'emergenza, però noi sappiamo che una specializzazione dura 4-5 anni, quindi insomma abbiamo comunque degli anni di sofferenza molto forte, quindi noi stiamo ragionando anche per alcuni servizi nel cambiare i set organizzativi e quindi cercare di capire con altre figure come riuscire a sopperire alla mancanza e all'assistenza. Quali sono queste altre figure? Ma non lo so, adesso faccio un esempio, noi oggi non troviamo psichiatri perché non ce ne sono e allora è chiaro che dovremmo cercare di utilizzare anche un po' di più psicologi. Ma le faccio una domanda banale anche questa, cioè, la sanità veneta ha pochi psichiatri, come dice lei, devono fare un concorso per entrare, oppure se viene qualcuno e dice io sono psichiatra, bravo, che ha un curriculum, può entrare facilmente, cioè uno come viene in un'azienda privata e lo assumi allora, oggi per domani, o lì bisogna seguire tutta l'altra fila che... No, ma è chiaro che in un regime normale si fanno i concorsi, ma i concorsi ci sono quasi sempre, quindi non è il problema dei concorsi, perché noi abbiamo più concorsi rispetto alle nostre liste che poi partecipano ai concorsi. Però ci sono anche dei mezzi, delle situazioni in cui in uno stato emergenziale poi legato al Covid si possono fare anche delle assunzioni anche in altro modo, quindi non è il problema solo della trafila burocratica e della lungaggine, oggi è un problema di carenza di materia prima. Quindi se ci sono delle persone potrebbero essere assunte. Non è un problema oggi di burocrazia, insomma. Perfetto, ecco. Questo me l'ha chiarito che era un punto importante. Senta, le cure a domicilio stanno funzionando in Veneto? Le cure a domicilio stanno funzionando molto bene i monoclonali, però mi lascia anche fare un chiarimento, no? Che poi lo vedete insomma, nei cartelli che ogni giorno il Presidente Zaia mostra. Noi abbiamo, mi sembra l'ultimo numero che ho a mente, in Veneto dall'inizio della pandemia ha avuto circa 400-430 mila persone positive. Di queste 430.000, metà sono quelle insomma, che non hanno avuto sintomi, fortunatamente, quindi non hanno avuto la malattia in maniera molto forte, metà sono quelle che hanno avuto dei sintomi, quindi 200-220.000. 22.000-23.000 sono quelli che noi abbiamo dimesso dagli ospedali, sono stati quelli quindi che hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero perché hanno avuto una malattia molto forte. Gli altri sono stati curati a casa,
sono stati curati a casa con i protocolli domiciliari che c'erano, con le USCA che sono andate al domicilio, con gli MMG. Quindi quando si dice che non sono state fatte cure domiciliari, perché ogni tanto sento appunto le stesse persone che non credono ai vaccini, dicono che con i protocolli domiciliari potremmo risolvere la situazione. Cioè i numeri sono molto chiari, noi 200.000 persone le abbiamo curate a casa, noi i medici delle USCA, i nostri medici di famiglia eccetera, i medici ospedalieri, le hanno curate a casa con i protocolli che c'erano, che sono i protocolli che sono stati poi validati da AIFA e dagli organi superiori. Cosa è successo nel mentre? Nel mentre è successo che però è arrivato la terapia con i monoclonali, che noi stiamo usando molto molto bene. Il Veneto è la seconda regione per utilizzo di monoclonali a livello nazionale, la prima regione è il Lazio, però comunque ha anche molti più abitanti di noi, e noi stiamo effettivamente trattando molti pazienti, sia pazienti più anziani, quelli over 65, ma oggi anche pazienti più giovani che hanno, diciamo, una situazione particolare. E oggi i risultati sono risultati molto molto buoni, nel senso che le persone con la cura dei monoclonali non vanno in ospedale, comunque hanno un decorso molto più semplice e soprattutto meno intensivo. Possiamo dire che fa meno paura dell'anno scorso, possiamo dirlo questo con una certezza? Non c'è dubbio, perché abbiamo terapie che non avevamo, i monoclonali non c'erano, abbiamo il vaccino, quindi sicuramente abbiamo sistemi, insomma, che oggi funzionano, quindi sicuramente siamo più attrezzati e preparati. Perché immagino anche nella prima parte, quando molti pazienti andavano in terapia intensiva, venivano magari intubati o rapidamente o in ritardo, anche lì magari non si conosceva questa malattia e qualche errore. Sì, cioè, ma ogni giorno conosciamo qualcosa di più, penso che i nostri medici ogni giorno conoscono qualcosa di più, c'è terapie più approfondite, il monoclonale, quindi la cura con i monoclonali sta andando avanti a una velocità, cioè oggi c'è l'infusione. Ha dei costi altissimi la cura monoclonale? È abbastanza costosa, oggi i monoclonali a noi ci vengono forniti a livello nazionale, quindi come farmaco gratuito da parte del commissario Figliuolo, quindi oggi non c'è nessuna spesa da parte della Regione Veneto per questa cura. Oggi facciamo quelli in infusione. Hai vista la mano del commissario Figliuolo? Non ho capito. Si è vista la mano del commissario Figliuolo? Ma sicuramente si è impostata una campagna molto, anche da un punto di vista logistico, di distribuzione, insomma, molto forte. Se Figliuolo veniva all'inizio, aveva la stessa facilità? Non lo so, perché però all'inizio... Che poi sai, è facile rientrare sì, quando... Anche secondo me è difficile rispondere a questa domanda, perché poi ricordiamoci all'inizio che eravamo veramente tutti impreparati, cioè non conoscevamo niente. Oggi conosciamo molto di più. È facile iniziare poi a prendere le colpe di tutti. Faccio per dire, stavamo parlando dei monoclonali, oggi lo facciamo in infusione, no? Quindi noi, le persone che vengono segnalate dal medico di base oppure che arrivano al pronto soccorso e sono dei soggetti che possono fare questa cura, vengono mandati nei centri dove facciamo l'infusione. C'è un'ora di infusione e poi un'ora di osservazione. Però si sta già lavorando all'intramuscolo e dicono che il passaggio successivo sarà anche quello in pastiglia, quindi vuol dire che si sta viaggiando a una velocità, si sta viaggiando a una velocità veramente molto molto forte. Senta, però il paziente non ha solo bisogno del Covid, ma ha bisogno anche di altre cure pesantissime. Ecco, com'è la situazione sotto questo punto di vista nelle aziende ospedaliere, di cui lei ne è l'assessore di referenza, in tutti i vari USL del Veneto, insomma, cioè parlo a livello di tumori, a livello di diagnosi, a livello di esami, ovviamente se devono attenderle i pazienti molto. Com'è la situazione? Allora, è chiaro che questi 18 mesi hanno messo a dura prova il sistema. Noi abbiamo fatto, mi sembra, 3 volte stop and go, nel senso abbiamo chiuso, quindi abbiamo, oltre a chiudere gli ospedali Covid, abbiamo chiuso per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, quelle non urgenti, abbiamo chiuso per quanto riguarda appunto la parte chirurgica, le operazioni programmate d'elezione che non erano quelle urgenti, chiaramente abbiamo sempre garantito l'emergenza e l'urgenza, tutta la parte oncologica e quant'altro. Quindi abbiamo accumulato un po' di prestazioni. L'ultimo dato parla di circa 500.000 prestazioni in tutto il Veneto, in tutte le 9 aziende USL, comprese
delle due aziende anche ospedaliere e lo IOV, e dove ci sono sia visite specialistiche, quindi specifiche, sia interventi chirurgici particolari, non so, penso alla cataratta, cioè citiamo sempre questa piuttosto che un'operazione all'anca o alla protesi di un certo tipo, e anche alcuni screening per quanto riguarda appunto gli screening vari, perché non perché abbiamo bloccato gli screening, ma perché le campagne che noi facevamo, in quei casi le persone non se la sentivano di andare a fare lo screening, di andare quando venivano chiamate in ospedale, perché l'ospedale era comunque qualcosa di protetto, rimanere un po' insomma cauti e lontani. Li stiamo recuperando, le USL hanno presentato dei piani di recupero, sia con prestazioni aggiuntive, quindi facendo lavorare i medici, che però purtroppo sono già molto insomma stressati, con orari appunto serali, il fine settimana, oppure prendendo prestazioni all'esterno, quindi anche tramite i privati accreditati. Stanno lavorando molto bene, perché io so che le nostre sale operatorie stanno lavorando effettivamente in tutti gli ospedali in maniera molto forte per cercare di recuperare, quindi io sono fiduciosa insomma che riusciamo a recuperare, però mi auguro che non ci sia più un'altra necessità di chiudere, perché sennò sarebbe... I posti letto sono sufficienti o ci sarebbe bisogno di nuovi posti letto? No, oggi noi non abbiamo, io oggi non del Covid, parlo in generale, no, io oggi non registro una carenza di posti letto, nel senso che abbiamo pazienti che non riusciamo a curare o comunque a ricoverare perché non c'è il posto letto. Come negli ospedali meridionali che sono nei corridoi, nelle corsie. Assolutamente, anche perché noi abbiamo un'occupazione insomma rispetto ai posti letto che abbiamo noi insomma sempre inferiore, quindi abbiamo sempre dei posti letto che girano anche, che sono liberi, ma ricordiamoci che noi non decidiamo, la Regione Veneto non decide quanti posti letto avere, ci sono dei decreti ministeriali, il famoso DM70 che ci dice 3 posti letto ogni 1000 abitanti. Però se i posti letto fossero pochi, la Regione Veneto fa presente quantomeno... No, su questo qui sui tavoli ci siamo, no, non c'è dubbio su questo, però diciamo, ecco, sono numeri e parametri a cui noi ci dobbiamo attenere, perché ci sono dei decreti ministeriali. Senta, Assessore Lazzarini, lo devo chiedere solo lei mi può dare questa risposta. Dopo tutto quello che abbiamo detto, dopo tutte le varie ragionamenti che si fanno tutti i giorni per questo Covid, il futuro, l'assessore Emanuela Lazzarini come lo vede? Ma io credo che questa situazione che noi che stiamo vivendo ci ha in un certo senso anche fortificato, ci ha anche permesso che il nostro sistema sia un sistema un po' più flessibile, ci ha anche fatto mettere in luce punti di forza e punti di criticità. Quindi io sono convinta che saremo pronti a rispondere in maniera molto più forte e puntuale anche a quelli che sono i bisogni, le esigenze del futuro. Quindi anche qualcosa di positivo, cioè l'emergenza, nella criticità, nella drammaticità dell'emergenza, però insomma ci lascia anche questo bagaglio che dobbiamo saper sfruttare bene, proprio nella programmazione futura. Dopodiché il futuro sarà un futuro che abbiamo capito sempre molto tecnologico, molto legato alle nuove tecnologie, si parla molto di telemedicina, teleconsulto, telereferto, di intelligenza artificiale, quindi anche su questo noi vogliamo essere pronti. E quindi sì, no, ma io parlavo in generale, la mia domanda era specifica proprio sul Covid, come lo vede lei, no, io il COVID... rapidamente, perché tanti dicono che quest'inverno ci sarà ancora di più. Ho letto non ricordo, qualcuno degli scienziati ha detto è possibile 30.000 morti ancora in Italia. Sì, no, ogni tanto vedo anch'io delle proiezioni. Per tranquillizzare un attimino. Io credo che la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. Oggi noi abbiamo anche il nostro ultimo sistema di previsione, ci faceva vedere che da qui a 3 settimane saremmo cresciuti ma in maniera contenuta, quindi non numeri spaventosi o pericolosi che ci fanno quindi bloccare di nuovo tutte le attività, riaprire tutti i Covid hospital eccetera. Probabilmente qualcuno dice che il Covid diventerà qualcosa di endemico, cioè nel senso diventerà, non dico qualcosa simile all'influenza, ma insomma con forse una vaccinazione che dovremmo farsi ogni anno come quella antinfluenzale, oppure potrebbe essere che sparisce come sono sparite altre pandemie. Però lei è positiva? Sì, non passeremo l'inverno come l'anno scorso qui in Veneto? Io voglio essere più che positiva, che è un termine che è meglio rimanerci un po' lontana, voglio essere ottimista e fiduciosa su questo. Non passeremo l'inverno come l'anno scorso, che è stato drammatico. Ma io credo di no,
però perché abbiamo degli strumenti diversi, la vaccinazione, la copertura dell'80% in più, e noi speriamo di arrivare oltre l'80% della copertura del Veneto da un punto di vista appunto di immunizzazione della popolazione. Tutto il resto che continua comunque a darci anche mezzi diversi per poter curare la malattia, quindi insomma io da questo punto di vista voglio essere fiduciosa. Una cosa personale in chiusura, quando dicevano in Veneto molti morti, molti colpiti dal Covid, lei essendo l'assessore, cosa provava dentro di lei? Cioè, non era responsabile ovviamente, No. ma cosa provava? No, ma è chiaro che è stato molto drammatico. Io mi ricordo nei momenti più difficili avevamo giorni in cui avevamo anche 160 morti, 150 morti, 100 morti. Poi per carità potevano essere persone che erano comunque già ammalate, già con... Comunque sempre morte. Però cioè, il numero complessivo che si vedeva in quella giornata era un numero che Ecco, lei in quei momenti ti lì... faceva traballare. In quei momenti lì si è disarmato, perché io ero disarmata e sono tuttora disarmata, perché comunque la perdita di una persona è sempre una ferita, e perché c'era una situazione insomma, che effettivamente diventava ogni giorno più difficile, più complicata. Però io credo insomma, che alla fine ne siamo usciti bene, ne stiamo uscendo bene, insomma, con un lavoro, ripeto, di squadra complessivo, in primis i nostri sanitari, il nostro personale tutto. Io condivido, l'unica cosa, lo sa Assessore, l'unica cosa appunto per la comunicazione errata che è stata fatta, se molto probabilmente si faceva un altro tipo di comunicazione, si poteva passare questa pandemia in maniera un po' diversa, invece la passiamo tutti con un'ansia, con un problema sotto un profilo psicologico davvero che ha lasciato dei traumi a moltissime persone. Ecco, se magari ci fosse stata una comunicazione diversa, magari si poteva superare questa pandemia o terminare di superarla in un'altra maniera, tutto lì. Ecco. Ma posso condividere su questo, infatti noi come Veneto, insomma il Presidente Zaia, poi lo conoscete, ha voluto comunicare ogni giorno i numeri, i dati, cioè quello che... No, se ci fosse stata la gente che comunicava come lui, ma adesso ma arrivavo appunto, abbiamo voluto comunicare in questo modo, cercare di dare anche le indicazioni che anche noi, insomma la conferenza c'era la sera, il giorno dopo davamo le comunicazioni, cercavamo di dare le indicazioni. A livello centrale non sempre c'è stato questo, e poi abbiamo assistito anche allo show in molti salotti televisivi, insomma di tutto e di più, e questo forse ha creato anche quella disaffezione, anche quell'allontanamento da parte di qualcuno, e la paura, ma l'incertezza, no? Non so come andrà a finire, uno mi dice una cosa, uno me ne dice un'altra, insomma, quindi sicuramente questa non è stata gestita molto bene. Noi avevamo sempre detto, anche a livello centrale, sia il commissario prima, quello successivi, sia il ministro, che loro dovevano comunque mettere una voce unica, e quindi un'unica persona a comunicare. Poi sappiamo insomma come si articolano le cose. Come in altri paesi ci sono. In chiusura, rispetto alle altre volte che è venuto a trovarmi in piena pandemia, la salute la vedo già più serena, sono più sereno anch'io, speriamo siano anche più sereni i nostri telespettatori, tutti i pazienti che hanno subito questo virus davvero drammatico per tutti noi. Però la serenità che lei ha espresso questa sera, il Presidente che la fa dimostrare tutti i giorni, dà delle belle speranze per il proseguo insomma, della nostra vita, definiamola così. Quindi grazie davvero di essere venuti a trovarci. No, grazie a voi, anche perché insomma così facciamo informazione, comunichiamo, e veramente insomma io credo che quello che abbiamo passato ci abbia, e mi auguro anche, insomma, anche da un punto di vista umano e di comunità, formato, reso anche più coesi, e che ci sia anche di monito per il futuro, insomma, che non sia qualcosa che ci dimentichiamo con troppa facilità. È tutto vero, ha ragione, sono stata tanto dura, speriamo termini presto. Grazie Assessore Grazie a voi. Noi andiamo in pubblicità, nella seconda parte il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, a tra poco.